Siamo in comune di Gemona del Friuli, a circa 500 metri da dove il Ledra pesca le acque del fiume Tagliamento. Questo è uno dei bacini, se non il principale, che poi dà il servizio irriguo alla campagna friulana. L'acqua c'è, come potete vedere, ma di certo il razionamento verrà ulteriormente ricalcolato. La pioggia tarda ad arrivare, le temperature massime sempre tra i 35 e i 40 gradi, l'umidità eccessiva, la siccità perenne e i raccolti a rischio. Il Ledra, ad Ospedaletto di Gemona, nel punto in cui il canale artificiale riceve le acque del fiume Tagliamento, una delle prese, assieme a quella di Zompitta di Reana de Roiale, fondamentali per l'irrigazione della campagna friulana. Il livello della portata sembra regolare all'occhio dei non addetti ai lavori. Invece il calo esiste con il razionamento giocoforza entrato in funzione per evitare guai ancora più seri. Il consorzio di bonifica Pianura Friulana sta monitorando la situazione, mentre le associazioni degli imprenditori agricoli chiedono aiuto a Regione e Stato per venire incontro alle aziende colpite dalla calamità. Dove la siccità ha colpito in modo grave, ci ha pensato poi la Grandine a finire il lavoro.